Buona giornata e buongiorno naturalmente anche ai nostri non solo radioascoltatori ma anche telespettatori sulla piattaforma audio-video www.venetoglobe.com. Siamo in studio con l'avvocato Sandro Bianchetta dei Coneglianesi Incazzati. Buongiorno Sandro. Buongiorno a tutti. Lo abbiamo? No? Sì? Io lo sento un po' basso in cuffia, però se mi confermi che c'è siamo a posto. Bene, adesso lo sento. Allora, come di consuetudine, il nostro primo saluto da uomo sportivo, insomma, va alle società sportive, Sandro? Anche... Assolutamente. Oggi ricordo e saluto il rugby conegliano che nel weekend ha iniziato il campionato e ha vinto alla grande sul campo dell'Alto Vicentino. Ha iniziato bene, rugby. Insomma, Bravo Conegliano Rugby. L'importante è iniziare bene il campionato con una bella vittoria e quindi bene si va. Allora, dallo sport invece si passa ad un aggiornamento che anche a me interessava in modo particolare, che è quello della siringa e quello il giardino di Cosso Mazzini. Sì, ricordiamo come sta andando? Erano state trovate 2 siringhe e dei flaconi di Minias. Allora, mercoledì scorso c'è stata la diretta qui tramite i vostri microfoni e niente, un piccolo risultato abbiamo avuto? Sì, si è ottenuto finalmente, però solamente in parte, perché è stata è stata eliminata una delle 2 siringhe. Infatti domenica scorsa ho fatto un sopralluogo e ho rinvenuto la seconda siringa che era stata segnalata già a suo tempo e i flaconi ancora di Minias vuoti lì presenti. Quindi diciamo che l'intervento c'è stato solamente in parte e quindi speriamo che da subito chi di dovere intervenga, perché non si può portare via, togliere una siringa e lasciare l'altra con i flaconi, ecco. Comunque dai, un passettino l'abbiamo alla fatto. volta, qualcosina. Speriamo di portare a casa il risultato nell'interesse dei coneglianesi. Qui presumo che non sia stato qualcuno che doveva spostare le siringhe, penso che sia stato o qualcuno che ha visto proprio e ha spostato di suo pugno, di sua volontà, oppure non lo so, perché altrimenti le sposti tutte e 2, insomma, se le vedi, se sei lì per fare una pulizia. Certo, anche perché sono visibili. Esatto, quindi va bene. Allora, noi ci auguriamo naturalmente che al più presto si possa sistemare anche questo caso. Parliamo di un'altra cosa, parliamo di Zoppa Sarena? Ma sì, torniamo sullo sport. Facciamo un breve cenno in riferimento a tutti argomenti, ricordiamo, scusami, tutti argomenti che Coneglianesi Incazzati tratta appunto sul suo sito, sul connessione Facebook che trovate come sempre naturalmente, e potete anche lanciare le vostre opinioni su questo sito. Assolutamente, e oltretutto ricordo che ricevo contatti, non più che segnalazioni, diciamo dei saluti anche dall'estero, recentemente anche dagli Stati Uniti, che evidentemente sono dei nostri concittadini, i quali hanno molto a cuore la nostra città e quindi salutano e il bello è che il bello è, Sandro, che forse ce l'hanno più a cuore loro di noi o di quelli che sono rimasti qua, purtroppo, no? Perché speriamo che invece possa essere anche l'inverso. Allora, noi ce l'abbiamo a cuore questa Zoppa Sarena oppure no? Sì, io assolutamente sì. Anch'io. Per quello che posso dire, ovviamente, perché gli aspetti tecnici ovviamente non sono a mia conoscenza, però leggevo proprio sul Gazzettino dell'8 ottobre che nessuna offerta è stata presentata per la nuova gestione. Infatti i 2 gruppi che inizialmente avevano manifestato il proprio interesse si sono chiamati fuori. Arrivati a questo punto ci chiediamo che fine farà la Zoppa Sarena, soprattutto la gestione, anche perché sappiamo che il nuovo gestore dovrà versare circa 700.000 euro al vecchio gestore. È un'assurdità. E quindi una cifra veramente pazzesca, e il risultato qual è? Che ahimè l'Imoco Volley si è vista costretta a emigrare al Palaverde di Villorba e quindi noi dovremo andare a vedere la nostra squadra
di Conegliano, non alla Zoppas Arena, ma al Palaverde di Villorba. Posso fare colui che fruisce di coneglianesi incazzati, e anche se non scrivo te lo dico qui così la mia opinione? Assolutamente. Sì. Allora, io l'avevo già espressa, ho già espresso questa opinione sia all'assessore allo sport Franca Perin, sia al sindaco in più di un'occasione. Secondo me, adesso magari Mirko Villanova parla ed è facile parlare, come magari tutti quanti potranno dire, però qui il comune deve chiudere un occhio, o cercare quantomeno di chiudere un occhio. Dovrà spendere qualcosa di suo pugno, e non mi si venga a dire patto di stabilità o cosa di questo tipo, però dovrà spendere qualcosa per sistemare questa questione. Ma sono d'accordo con te, noi continuiamo a perdere delle squadre, delle realtà che quantomeno in ogni caso ci avrebbero portato dei benefici turistici, dei benefici economici in città. Quindi lo torno a dire: o ci chiudiamo un occhio, e forse tutti e due gli occhi, e vediamo di sistemare la questione, oppure non ne andiamo fuori, perché se il calcio a 5 verrà a giocare, come sembra che verrà a giocare alla Zoppas Arena, Bello, il presidente Bello da questi microfoni aveva detto: noi siamo disponibili a gestire anche, però chiaramente non a 700.000 euro. Ho finito il mio commento sui coneglianesi incazzati, sono abbastanza incazzato? Diciamo che il Presidente ha espresso il proprio commento anche tramite il sito della Marca, dicendo noi ci chiamiamo fuori, non ci interessa. Ma te credo, mi chiamerei fuori anch'io. Assolutamente, purtroppo la situazione è questa. Ho letto che è stato prorogato fino a fine anno, diciamo, la gestione al vecchio gestore, e poi verrà prorogato ancora, probabilmente, come succede in Italia. Sì, andiamo avanti a proroga. Leggevo su Facebook, poi non so quanto si scherzasse e non si scherzasse, sempre per quanto riguardava questa questione del discorso che potrebbe nascere una seconda squadra di volley, perché adesso tutto è stato pagato, tutto è stato saldato, almeno per quanto riguarda Lucchetta e la vecchia Zoppas, e quindi qualcosa potrebbe nascere. Non ho capito se fosse stata una boutade, una battuta, oppure la possibilità vera, reale. Però ci colleghiamo anche con l'altro tuo punto, che ci porta a quello della mobilità, e che ci porta là, perché tu ne avevi già parlato l'anno scorso. Io chiudo il discorso sulla Zoppas Arena, che io non la chiamerei Zoppas Arena, ma la chiamerei Conegliano Arena, perché essendo un coneglianese doc, mi piacerebbe che, come succede in tante altre città, il proprio palasport prendesse il nome dalla città. Comunque, ovviamente, è un'opinione personale che vale qui. Siamo in due, allora. Io mi schiero con te nuovamente, perché se c'è Zoppas Arena, non so, mi fucileranno, penso. Il signor Zoppas o chi per esso, non so se abbiano pagato ancora o cosa, ma bisognerebbe pagare, perché altrimenti voglio anch'io l'arena con Villanova Arena. Vabbè, mi candido? Beh, provaci. Scusa, non ho ben capito. Villanova Arena non sarebbe neanche male, poi, tra l'altro. Vada. Sì, allora, oggi sono incavolato. Sì, incazzato. Sì, rimanendo sempre, diciamo, nella zona di via dello sport, dove si trova la Zoppas Arena, i vari impianti di rugby e di baseball, veniamo a parlare della nuova azienda di trasporto pubblico che va a toccare la provincia di Treviso. Infatti, e di cosa parliamo? Parliamo della mobilità di Marca, che ha dato vita, da cui, diciamo, cosa è successo recentemente? Le precedenti società, aziende anzi, di trasporto hanno dato vita a questa mobilità di Marca. MOM. Sì, a Conegliano, per quanto riguarda Conegliano, le linee urbane saranno la linea dal numero 41 alla numero 46. Però, ahimè, nonostante sia nata questa nuova azienda, via dello sport non viene ancora toccata, diciamo, dal servizio urbano. Ricordo che nell'aprile scorso la pagina aveva promosso una petizione proprio perché c'è questo problema degli impianti sportivi che non sono serviti, e io penso dico incredibilmente, perché credo che sia una delle poche città, non sono serviti dal trasporto urbano. A suo tempo era stata presentata una petizione anche per quanto riguarda la zona delle piscine comunali.
Nell'aprile scorso quindi era stata depositata presso il comune erano state presentate queste petizioni, parecchie persone, centinaia e centinaia di persone avevano firmato. Nel luglio sempre del 2012 il comune mi scrisse dicendo sì, prenderemo contatti con l'ATM e la Marca, vi terrò comunque informati sul prosieguo della cosa. Ti hanno tenuto informato? 18 luglio del 2012. Da quella data nulla ci è stato comunicato, nulla si sa. L'unico risultato è che il trasporto urbano continua a essere latitante nella zona del rugby, degli impianti sportivi, del rugby, del baseball. Per quanto riguarda le piscine, in verità sappiamo che adesso c'è questa nuova linea dei colli. Linea dei colli che comunque va certamente a toccare anche le piscine, ma orari che secondo me non sono appropriati per chi deve fruire degli impianti della Rana Azzurra e quantomeno sono troppo sporadiche. Allora, ad onore vero, diciamo appunto che questa linea perché era già stata criticata negli anni passati, ti ricordi, no? Perché non la frequentava nessuno, non ci andava nessuno, quindi nulla da fare. Certo. Per quanto riguarda questa volta, la novità riguarda che tu con il biglietto che fai puoi andare da capolinea a capolinea, ma anche puoi girare a Conegliano o a Vittorio Veneto, quindi quantomeno c'è questo. Però ecco, non avevo pensato agli orari di chi fruisce la certo. piscina. Qui... Sì, mi sembra veramente assurdo che l'autobus salti completamente via dello Sport e tagli per via di Monticano per fermare nei pressi del Conè, e invero lasci fuori quindi impianti sportivi ai quali accedono, e mi parlo ovviamente del rugby e del baseball, tantissimi ragazzini. Infatti, parlando sia con alcuni dirigenti delle società sia con tanti genitori che portano i propri figli presso questi impianti, dicono: abbiamo presentato anche noi a suo tempo una petizione, però il comune o quantomeno le autorità competenti sono state sorde alla nostra richiesta. E ricordo che ci sono due società, il rugby che conta all'incirca quasi 200 ragazzini più o meno, un po' meno il baseball perché è più selettivo, insomma è più con un'età maggiore, però insomma sono circa un centinaio anche loro, quindi insomma ci sarebbe l'esigenza, sarebbe la voglia. È importante anche per incentivare le famiglie a mandare anche i propri figli a fare queste attività sportive, perché invece del solito, tu ovviamente Mari non sarai d'accordo, del solito calcio, no, io sono d'accordissimo. Sarebbe un modo per incentivare queste società che fanno tanto per le famiglie, fanno tanto per la nostra città, e purtroppo si trova in una situazione che a mio parere non è assolutamente accettabile. E quindi lettera del 18 luglio del 2012, vi terrò comunque informati sul prosieguo della cosa. Alla data di oggi, i genitori devono portare i figli purtroppo con la propria autovettura presso gli impianti. Bene, mi riallaccio a quello che dicevi sul calcio, perché io avevo anche detto, mi ricordo di essere incazzato parecchio oggi, avevo anche detto e chiesto perché anche in questa zona non apriamo un ulteriore campo di calcio di cui ci sarebbe un grandissimo bisogno in città, e in più solo per questo, perché come dicevi te, siccome il calcio è più famoso forse, muovi un po' di più il giro che c'è. Nemmeno su questo siamo d'accordo. Sì, solo un inciso. Tu incidi. Se andiamo a consultare il sito del comune di Conegliano e clicchiamo sul lato destro, dove c'è appunto informazioni, il link autobus urbani, si apre il sito della TM e non della MOM. Quindi sarebbe opportuno che anche il comune aggiornasse la propria pagina, visto che, come diciamo prima, la MOM è un'azienda che è nata dalla fusione di altre aziende. Quindi
Beh, aggiorniamo il sito, perché mi sembra proprio opportuno. Direi che sarebbe opportuno, insomma, aggiornarlo, visto che mi pare un pochino vecchiotto. Bene, allora. Rimanendo sempre sulla questione sito del comune di Conegliano, perché noi, la nostra, diciamo, non è una critica, diciamo, distruttiva, è una critica costruttiva, cioè le nostre critiche sono volte al fine di ottenere un risultato nell'interesse della città. Infatti, se rimaniamo sempre nel sito del comune di Conegliano e andiamo a vedere gli eventi organizzati per domenica prossima, diciamo, leggiamo che ci sono tutta una serie di eventi, tra i quali ricordiamo anche il mercatino dell'antiquariato. Chiude la mostra di Nerone a Palazzo Sarcinelli. E vediamo che non compare, quindi è un dato documentale, non ce lo stiamo inventando, a meno che il sito non sia aggiornato, e questo ovviamente non dipende da me. Domenica 13 ottobre è organizzata la giornata nazionale della famiglia al museo. A livello nazionale. A livello nazionale. E consultando il sito del comune di Conegliano vediamo che il comune di Conegliano non parteciperà o non aderirà a questo evento. Se noi andiamo a consultare il sito del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, leggiamo che per questa giornata quindi è organizzata questo evento che è volto ad avvicinare le famiglie al museo. E leggendo, ripeto, sempre il sito, vediamo Mattia e Dadà sono i testimoni della giornata, che sono se non erro dei personaggi dei cartoni animati, sono i testimoni della giornata, e dice: vieni a conoscerli nei musei della città. E si tratta, sempre ripeto, andando a leggere il sito del Ministero, modalità di adesione libera per ogni struttura museale. Alcuni musei proporranno la gratuità, altri organizzeranno i laboratori ad hoc. E la giornata nazionale delle famiglie museo è organizzata in collaborazione e il patrocinio delle principali amministrazioni comunali, tra i quali alcune città. Sono andato a vedere diciamo, il sito è richiamato dalla pagina, quello relativo a questo evento, e ho visto che in provincia di Treviso i comuni che aderiscono sono ad esempio Castelfranco, Asolo e Possagno. E quindi cosa fanno? Aprono i propri musei civici e organizzano degli eventi per i bambini, oppure danno la possibilità di entrare gratuitamente. E ritengo, mi sorprende, diciamo, fin là, che Conegliano non aderirà a questo evento, perché, ahimè, sono un po' critico per quello che è stato organizzato in tutti questi anni nell'ambito culturale. Devo dire che cultura, diciamo, eventi culturali ne sono stati organizzati pochi e di livello, a mio modesto parere, basso. Io mi ricordo i tempi in cui il Palazzo Sarcinelli era gestito, o meglio dove venivano organizzate mostre, se non ricordo male, dal dottor Goldin, e da allora devo dire che, a parte la mostra del Cima, ho ricordi che da quel punto di vista non sia stato organizzato nulla. Questo è un tasto dolente che magari adesso hanno preso questo accordo con questa nuova associazione. 3 mostre sono programmate nell'arco dei 3 anni. Sì, diciamo che è un argomento magari che tratteremo e esibiremo in un'altra occasione. Però devo dire che la giornata nazionale della famiglia al museo sarebbe importante per far conoscere ai nostri ragazzini che cosa? La storia di Conegliano. Cioè, e credo che non basta leggere, diciamo, imparare la storia sui libri. Sarebbe importante che anche il comune di Conegliano avesse, perché ormai non penso che l'abbia fatto, aderito a questo evento, in modo tale che i bambini, diciamo, giocando, avrebbero potuto apprendere queste nozioni. E anche le stesse famiglie. Diciamo che ad esempio a Conegliano il nostro museo civico è il castello, anche là un tasto dolente, perché se ne è tanto parlato, tanto criticato, rifaremo. Oggi, avvocato, io sorrido perché faremo a Conegliano.
diciamo così a memoria, faremo, io mi ricordo faremo, e poi diciamo che... vabbè, e mi fermo qua. Diciamo che la gente sa. Va bene, sorrido perché oggi ci siamo andati giù abbastanza pesante, ma ripeto, perché poi magari ne parleremo io e Sandro fuori onda. Noi le diciamo le cose, qualcuno, qualche mio amico sicuramente quando mi troverà poi in giù, è facile parlare in dialetto così, no? È facile parlare, dopo non si fa. No, ma intanto proviamo a parlarci, proviamo a dirle queste cose, poi se ci saranno risposte ben accette, però insomma qualcosa bisognerà muovere per questa nostra città. Sono d'accordo con l'avvocato anche per quanto riguarda questi musei, per esempio è il Museo del Castello. È un'altra cosa che dico da anni, devo fare una petizione su Coneglianesi Incazzati, ma mettiamo un trenino che ci porta fino in castello, non so, potrebbe aiutarci, potrebbe dare... Oh, niente, non riusciamo ad avere un trenino da 15 anni a questa parte, quindi non lo so, sembrano cose insormontabili. Diciamo che la mia idea, e quantomeno sentendo anche le idee delle altre persone, quale poteva essere, non so, organizzare un pulmino quantomeno di domenica, parcheggiarlo davanti alla stazione dei treni, sì, in modo tale che i turisti quando arrivano vengono accompagnati, visto che c'è la ZTL, non ci sono parcheggi e via dicendo, vengono accompagnati direttamente in museo, perché mi dicono tanti commercianti, devi sapere che di Conegliano mi dicono che soprattutto di domenica, quando arrivano turisti che sono sia italiani che stranieri, chiedono per il castello? E quindi mi dicono siamo costretti noi a dare indicazioni. E io, come dico chiudiamo sempre... con una polemica. Io dico sempre a un certo punto, tutti questi cartelli che segnalano, diciamo, questi percorsi, ma scriviamoli anche in inglese, perché a Conegliano, fortunatamente, vengono anche turisti. Molti più dall'estero. Posso? Bene, L'ultima sì, cosa. Siamo in chiusura. Sì, sai che io diciamo che mi preme sempre parlare delle associazioni. Sì? Mi sono recentemente complimentato con l'associazione Archio Susegana. Un gran lavoro hanno fatto. Che ha recentemente proprio ripulito il ponte detto romano sul torrente Crevada. Bravi, perché quel ponte è stata una diciamo, le prime questioni trattate dalla pagina, e fa solo che piacere. Purtroppo non è segnalato, purtroppo non è valorizzato. Bravo, e purtroppo ci sono tante persone che non sanno nemmeno dov'è questo ponte. Abbiamo chiuso con la polemica finale perché abbiamo aperto con le polemiche. Oggi siamo stati veramente tosti. Noi ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana, sì. Sempre con i Coneglianesi Incazzati, sempre qui su RC Radio Conegliano e sulla piattaforma audio video www.venetoglobe.com. A tutti voi una buona giornata e una buona continuazione. Arrivederci a tutti.